Sono stati nominati il direttore sanitario e il direttore amministrativo, adesso la squadra è pronta, la squadra è completa, è competitiva, è all'altezza per poter mettersi alla prova rispetto alle sfide che ci saranno. Ma io ritengo di sì, sono stati nominati per sfatare un mito che non ci appartiene, due professionisti dal curriculum ineccepibile, iscritti in un albo speciale istituito presso l'assessorato, per cui sgombriamo subito il campo dagli equivoci. Chi non era in quell'albo non poteva essere nominato. I due professionisti che ho nominato non hanno, per quello che ne so io, nessun tipo di precedente incarico politico, per cui non provengono dalla politica, sono dei tecnici con un curriculum di alto livello. A chi insinua che queste nomine rispondano a logiche politiche, lei come risponde? Ma chi dice questo non conosce innanzitutto me. E in secondo luogo non conosce la legge, ignora quello che dice la legge, ha prevalso il tecnicismo. Quali saranno i suoi impegni prioritari in questa nuova esperienza? Il primo impegno è quello di promuovere il miglioramento dei servizi e di connotare lo sviluppo di tutte le attività sanitarie della nostra azienda, che purtroppo è stata penalizzata da un eccessivo precariato, e questo è uno dei motivi che hanno limitato lo sviluppo di alcuni settori cui bisogna dare l'adeguata implementazione, lo sviluppo dei LEA, quindi il raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza. Lei, esperto in materia di personale, qui trova ovviamente un argomento molto sensibile. Sotto questo aspetto ci sono i contrattisti, i precari, ecco, come si muoverà? Innanzitutto dobbiamo un po' riorganizzare tutta l'area del personale e tutto il personale. Come voi sapete, in atto per i blocchi delle assunzioni che ci sono state negli ultimi anni abbiamo molto personale a tempo determinato e molto personale precario che dobbiamo un po' cercare di risistemare e dobbiamo soprattutto cercare di rientrare nella spesa così come ci impone la legge finanziaria e le normative regionali. C'è una indicazione decisa da parte del governo regionale di effettuare una ricognizione per capire se ci sono persone condannate eventualmente da espellere. Ecco, è stata effettuata questa ricognizione nell'Aspide di Agrigento, qual è la situazione? Ho dato disposizioni alla mia segreteria, al mio staff, di proprio leggendo questa cosa sul giornale, di scrivere a tutti gli organi competenti per effettuare questa verifica. Certamente se qualcuno ricade in quell'ambito noi non potremo che prendere i provvedimenti conseguenti.